Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Eccoci qua, ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, uno speciale di friulitv.net per quanto riguarda il discorso della benzina, anzi dei carburanti a regime agevolato. Chiaramente in Friuli Venezia Giulia, perché nello Veneto voi ve lo sognate questo sconto, ma poi magari fai due conti e a volte stai meno a farla di qua che di là. Ma al di là di questo andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, che ringrazio e saluto, che è Manuel Rizzi, gestore ma anche rappresentante insomma di categoria per quanto riguarda il territorio del Friuli orientale, della provincia in riva all'Isonzo. Tanto l'Isonzo passa non tanto lontano dal suo distributore. Allora, innanzitutto Manuel, buon pomeriggio e ben ritrovato con noi. Buon pomeriggio Omar, buon pomeriggio a tutti, grazie per la tua diretta. Allora, innanzitutto, scusate, che acqua sta arrivando dall'Isonzo per quanto riguarda il discorso dei carburanti in provincia di Gorizia? Ma allora, all'inizio dell'anno, fino a metà anno, le cose andavano molto molto bene, perché ovviamente c'era il confine chiuso, la situazione era un po' bloccata da quella parte lì, quindi le vendite sono aumentate anche del 104% rispetto al 2019, sia benzina che gasolio. Purtroppo per la nostra categoria, dall'apertura del confine, ovviamente la pandemia si sta pian piano allentando, quindi la gente sta incominciando a girare e quindi le vendite stanno cominciando a calare, specialmente vicino al confine. Certo. Senti, La però dif- da ultime notizie che mi sono giunte, non più tardi di ieri sera, mi dicono che dall'altra parte, insomma, il costo alla pompa si è aumentato, nel senso che chi ha la tessera regionale non è che sia così tanto conveniente fare il salto oltre il confine per rifornirsi alla fine. Questo è vero, però soltanto per una categoria, il gasolio. Per quanto concerne la benzina, purtroppo rimane ancora una differenza alta. A differenza dell'Italia, la Slovenia sta aumentando il gasolio, quindi il gasolio è più caro della benzina, a differenza italiana che la benzina è più cara del gasolio. Certo. Quindi nelle nostre stazioni di servizio la differenza con il gasolio è veramente minima, stiamo parlando di 6 centesimi al litro, quei famosi 6 centesimi dello sconto massimo che a maggio-giugno è stato tolto da parte della regione. Quindi Chiaro. se lo sconto massimo rimaneva, eravamo a prezzo uguale ed era un'altra cosa. Ovviamente uno dice c'è una differenza, certi dicono non vado di là, altri invece dicono anche per 6 centesimi andiamo di là. Certo. Quindi il problema è questo, ma purtroppo il problema più grande ce l'hanno, ovviamente c'è quello che è la vendita della benzina, perché lì la differenza è maggiore. È molto interessante. Poi, tra l'altro, è da sottolineare questo, no? Visto che io, magari rispetto a tanti altri, oltre a lavorare sul web, gioco forza anche per questioni di sedi operative, mi sposto anche nella provincia di Pordenone, perché chiaramente la sede operativa di Friuli TV è in quel di Zoppola. E noto che c'è una bella differenza per quanto riguarda il prezzo pieno alla pompa rispetto magari ai territori della provincia di Udine e di Gorizia a cavallo del confine orientale. Allora, questa cosa qua leggermente vera, ma non tanto, perché come abbiamo affrontato anche analizzando i vari prezzi, ovviamente molti distributori hanno il prezzo sia servito che fai da te, quindi bisogna basarsi sul prezzo più basso, perché il prezzo esposto al di fuori del distributore è sempre quello più basso, Certo. quindi quello che fai da te. Analizzando questa cosa, molti anche impianti verso il Veneto, verso sia il Veneto che vicino proprio al Veneto, anche in Friuli, ci sono impianti anche di gestione diretta della compagnia o gestione di un privato, quindi i prezzi variano, non possono essere tutti uguali. Qua vicino al confine la maggior parte sono o gestori, quindi non è, pochissimi sono proprietari del distributore, quindi non possono giocare molto sui prezzi, Chiaro. perché sono Senti, imposti dalla compagnia.
Chiaro. Senti, tu oggi sei da noi per un semplice motivo, perché questa mattina sulla stampa locale, in particolare sul Piccolo, se non sbaglio, è uscita una tua intervista che hai rilasciato con un titolo abbastanza forte, no? Qui dice: finito il tempo di annunci e promesse, occorre agire presto. Ecco, è un SOS chiaro e trasparente lanciato a chi di dovere, chiaramente, verso le istituzioni non solo politiche, ma anche di riferimento imprenditoriale, in particolare del territorio della cosiddetta ex provincia isontina, ma a livello regionale. Senti, la situazione, hai detto, si era partiti bene, poi il secondo semestre il trend, ai noi, è in negativo. La politica in questo momento cosa sta facendo oltre a promettere? No, infatti questo è il problema, che in questo momento la politica è ferma. In Consiglio regionale non è venuto nessun disegno di legge per la modifica dall'attuale legge regionale 14 del 2010. Parlano tanto, anche oggi sulla stampa, mi sembra il consigliere regionale Bernardi si è parlato di questa fascia zero, se ne sta parlando da diversi anni di creare una fascia zero competitiva. Lo abbiamo proposto anche noi, prendendolo di spunto il modello Bolzano, ma sono soltanto parole, continuo a parlare, però le azioni sono soltanto negative, perché basti pensare, ripeto, a maggio che la regione, un mese prima dell'apertura del confine, ha tolto via lo sconto massimo. E sempre la regione, attraverso l'assessore Fabio Scocimaro, ha dichiarato che Trieste e Gorizia hanno i prezzi più cari d'Italia, in base a uno studio redatto dalla regione. Io mi sono preso la briga, ho scritto al Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo se ovviamente la regione aveva informato il Ministero su questa cosa. Non hanno nessun documento, non hanno nessuno studio. Anche Senti, questa cosa qua è stata richiesta. ecco, l'abbiamo sottolineato già nell'ultima volta che ci siamo visti e te poco prima delle vacanze estive sul fatto appunto dello sconto, no? Che si era andati a 30 centesimi per quanto riguarda la fascia 1 sulla benzina, però la cosa assurda era che sì, avevi lo sconto di 30 centesimi, ma è anche vero che la pompa pagavi 10 centesimi in più. Allora, al di là delle solite storie, no? Le solite accise, guerra di Abissinia, la vendetta del Negus e via dicendo. Che accise ci sono? Perché alla fine la gente fa veramente fatica a capire perché da una parte mi dai lo sconto massimo, però la pompa aumenti. Non è che guadagnano i gestori, tanto per essere chiari. No? No, ma allora, in questo momento qua non guadagna neanche, o meglio, le accise sono fisse. Le accise sono fisse, quindi in questo momento qua le accise sono cambiate nel 2000, se non sbaglio, 18-17. Da quel momento lì le accise non sono più cambiate in Italia. Quindi l'aumento che c'è in questo momento è un aumento del petrolio. Infatti ho visto anche prima il petrolio è arrivato a 82 dollari al barile e a livello nazionale la benzina e il gasolio stanno salendo. Le mie previsioni che se va avanti così il trend arriveremo fra un mese e mezzo a superare i 2 euro al litro. Anche da noi, non soltanto in autostrada hanno già superato, anche da noi 2 euro al litro. Però non se solo noi andiamo... la benzina, no? No, beh, non solo la benzina, arriveremo anche col gasolio, credo. No, ma dico Spero anche che gli altri carburanti alternativi, no? Mi sembra che Beh, stiano sì, andando una anche bella GPL, spinta. gas metano. E allora GPL e gas metano sono raddoppiati, quindi anche le bombole di gas che adesso si vendono anche per la griglia, il prezzo è raddoppiato. Quindi la situazione è una situazione non italiana, è internazionale. Ovvio che con una legge attuale, la nostra legge attuale, non è che dice abbiamo questa differenza, aumenta la differenza con la Slovenia, aumentiamo lo sconto. O meglio, il contributo, perché bisogna parlare di contributo non di sconto. Il contributo è fisso, sono 14 in prima fascia, 14 centesimi sul gasolio e 21 sulla benzina. Quindi se ogni giorno qua aumenta e magari di là, prima di aumentare ci vuole un po' di più, perché devono finire anche magari tutte le scorte che hanno magari sotto nel distributore, la differenza aumenta. Dopo la pareggiamo, perché se andiamo a vedere la differenza è sempre quella. Però più vendiamo di qua, perché anche non è che acquistiamo 20.000 litri, il distributore acquista sì, no, 5.000 al colpo, quindi Anche perché il giorno dopo, Manuel, sì, correggimi che chiaramente quando vi arriva il camion voi dovete già pagare la benzina, no? Non è che, assolutamente, noi paghiamo non in è che anticipo il pagate. carburante, no, e non sono, una volta la zona franca pagavamo 5.000 litri, 2.000 euro, adesso ne paghiamo 5.000 litri, 7.000, 8.000 euro, quindi anche per il margine nostro di 3 centesimi, quindi questa è l'ordine.
E quindi la politica si deve svegliare. In questo momento qua stiamo parlando ormai da quanto? Ma da diversi mesi, diversi anni ormai che stiamo parlando di questa. Forse anche da 2 anni. Infatti. Ma Perché, abbiamo anzi, ottenuto forse anche di più, qualcosa. perché abbiamo iniziato io e te dei servizi ancora quando io lavoravo nella precedente emittente Sì. televisiva del 2016-2015 abbiamo iniziato a parlare di queste robe. Quindi la situazione stiamo portando avanti da diversi anni, però la regione, a parte aver messo i 4 comuni della fascia 2 in provincia di Gorizia, da fascia 2 a fascia 1, per ora, e aver aumentato sì lo sconto, ma quando il confine era chiuso, quindi non servono a nulla, adesso invece non sta facendo nulla. Qua la regione deve intervenire, basta le parole sono finite, devono intervenire, ma non solo per noi, ma per l'intera collettività, perché il danno non è soltanto a noi gestori, ma se entrano le accise, se entrano l'IVA, se entra tutto quanto, dopo si riversa tutte queste tasse sulla collettività. Non è il gestore sì, ormai in regione siamo sì e no 400 impianti in tutta la regione, in provincia di Guisto saremo, se non sbaglio, 20. Non è ovviamente noi lavoriamo e quindi con la benzina, però con il gasolio andiamo avanti. Ma il problema è proprio del territorio. Se continuiamo a portare soldi oltre confine, i soldi non ritornano qua per la sanità, per tutto il resto. Senti, ma quindi, quelli che potrebbero, scusate, quelli che potrebbero, come si dice, girare la frittata, nel senso dicono, ma però io vedo molti camion dall'Austria, dalla Slovenia che arrivano, non so, a Visco piuttosto che a Marghera a recuperare, a fare il carico e poi vanno dall'altra parte. Ecco. Cioè, noi praticamente che ce l'abbiamo, tra parentesi, sulla porta di casa, costa X, in Slovenia e in Austria costa Y o Z. Uno dirà, sì, vabbè, l'abbiamo spiegato, l'hai spiegato anche tu, è aumentato il barile, via dicendo, bla bla bla. Però alla fine, insomma, non penso che la Slovenia o all'Austria, alla fine, lo Stato regali ai distributori per lavorare, cioè avranno anche loro le tasse da pagare, no? No, lo Stato non è che regala e quant'altro. Il deposito di Visco o il deposito di Marghera o il deposito anche qua vicino a Trieste prende il carburante che acquista la Slovenia. Quindi la Slovenia o l'Austria non ha depositi, gli arriva in deposito a Marghera, poi viene a prendere il suo carburante. Quindi le accise le pagherà in Austria, non paga in Italia. Certo. E quindi questo è. Poi vediamo molti camion arrivare dalla Slovenia verso l'Italia. Abbiamo visto diversi servizi, sia di Report che anche delle Iene, dove dicono che ci sono dei broker che acquistano il carburante, lo rivendono a imprese private, specialmente in Veneto. In Veneto gli impianti, la maggior parte sono privati e quindi gestiti da privati. E quindi acquistano dove vogliono. Però ovviamente arrivare alla filiera e scoprire che magari non pagano l'IVA, non pagano le accise e quant'altro, quindi quello è il problema, perché ovviamente uno si domanda, ma perché la Petro arriva e poi mi va in Veneto? Perché porta del carburante che acquista, ma bisogna capire, infatti dai servizi di Report, dei servizi anche delle Iene hanno dimostrato dei traffici non molto chiari, non molto. Infatti io delle pompe bianche alzo un po' le mani, il prezzo troppo basso mi spuzza un attimino, il prezzo un alto tutto sommato è quello giusto, perché se acquisti in Plus e lo acquisti a Plus meno 10 è un discorso, acquistarlo a Plus più 5 o più 10 è diverso, quindi si apre tutto un altro mondo, perché il distributore carburanti in effetti ormai sono dal 2003 che faccio gestore e poi ho acquistato e so benissimo come funziona il meccanismo e scopri delle cose. E oggi ti posso anche dire, ma efficace, insomma. Allora ti posso anche dare un'anteprima se vuoi, Omer. Ecco lo sai prima tu di molti altri. No, altrimenti non ti avrei neanche chiamato come ospite, perché o passi prima da me o se no io ti cancello. Ecco. Questa è la mia libertà di stampa. Di pure. Allora, stamattina ho segnalato sia alla Regione sia anche alla Camera di Commercio della Venezia Giulia un modus operandi che non va bene all'interno del sistema carburanti. Diciamo l'uso improprio delle tessere regionali. Purtroppo sto vedendo in prima persona, specialmente fine settimana, che arrivano clienti con taniche e chiedono di utilizzare la tessera della macchina, oppure arrivano clienti con una macchina e chiedono di utilizzare la tessera di un'altra persona. Non si può fare,
ci sono degli articoli di legge regionale molto Ecco, specifici. giusto Sì, per fare proprio sì, ribadire questo concetto, sì. perché ogni tanto abbiamo l'audio tuo che va e viene. Ricordiamo che se io vado con la mia macchina a far benzina, con la tessera intestata alla macchina di riferimento non ci sono problemi. Però se io mi presento con la tanica di benzina e al gestore chiedo fammi 5 litri, perché devo mettere, non so, nel tagliaerba, tanto per dire, i 5 litri io li devo pagare a prezzo pieno, non è che vanno Assolutamente. sommati sui 5 litri della tessera, ecco, giusto per essere chiari. Questo è. Purtroppo quando rispondo mi dispiace, ma io in base alla legge regionale e ai vari articoli di legge regionale non posso fare questo, mi viene risposto lo fanno tutti. Allora, la parola lo fanno tutti non è consentito, perché una cosa che non va bene è un regolamento dove dice non si può fare questo e la consuetudine è che tutti lo fanno, allora ho detto basta. Ho segnalato oggi sia alla Regione che alla Camera del Commercio, ho chiesto di prendere immediatamente dei provvedimenti. O modificare la legge regionale, perché noi gestori dobbiamo controllare e fare erogazione soltanto nella macchina, oppure se la Regione e la Camera del Commercio non riescono a controllare i gestori come operano, a questo punto questa legge regionale deve essere bloccata immediatamente. Senti, a livello proprio economico, se vieni colto sul fatto, nel senso che tu come gestore con la tua pompa riempi la tanica da 5 litri, ipotesi, e quell'altro ti dà la tessera e tu fai, come abbiamo detto, lo sconto anche sulla tanica che non c'entra nulla con la tessera riferita alla macchina, ti colgono in fallo. A livello economico, che sanzione è? Allora, c'è una sanzione sia pecuniaria, che stiamo parlando, si gira, mi sembra, se non sbaglio, ma devo controllare bene la legge, 100 euro, ok? Ma oltretutto rischi anche penale, perché ho sentito molti, Perché è anche frode. indagini, è frode, è frode, è frode. E quindi, infatti, la segnalazione gliel'ho fatta alla Regione, alla Camera di Commercio, ma ho messo anche per conoscenza sia alla Prefettura di Trieste, quindi al prefetto Valenti, ma anche al Comando Generale della Guardia di Finanza. Io ora aspetterò le risposte da questi enti. Bene, senti Manuel, io ti ringrazio perché ti devo lasciare perché tra poco devi riaprire la tua Eh pompa sì, perché chiaramente se no, altrimenti, come si dice, pecunia olet, direbbe qualcuno. Grazie come sempre per la tua partecipazione, per la prego, tua chiarezza, perché chiaramente noi cerchiamo di dare informazione chiara e trasparente, proprio perché è semplice, il cronista fa il pezzo, risolve il problema, ma lo dice il cronista e qualcuno potrebbe obiettare dicendo vabbè, ma quello è un giornalista per sentito dire. Invece noi ci piace sentire proprio chi lavora direttamente ed è diretto interessato per dare ulteriori delucidazioni in merito anche al consumatore finale, perché molto spesso la gente va a fare rifornimento senza rendersi conto che commette magari anche senza volerlo, diciamocelo pure, perché non è che possiamo accusare tutti. Può capitare che ad esempio uno tranquillamente faccia il rifornimento alla sua macchina, alla tanica dietro, perché ripeto, deve fare magari i famosi 5 litri per il tagliaerba, inconsciamente dalla tessera, questo gli fa tutto un totale e poi magari fuori c'è l'operatore della Guardia di Finanza o un operatore delle forze dell'ordine che lo coglie in fallo e si rischia insomma di passare delle pene dell'inferno non da poco, da girone dantesco direbbe qualcuno. Senti, grazie ancora, se hai novità insomma sai prego, dove bussare. assolutamente, grazie Omar, grazie a tutti. Grazie, ti lasciamo, noi andiamo a chiudere, dunque grazie al nostro ospite per la partecipazione, grazie a voi come sempre gentili amici per la visione e l'ascolto, gli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda i fatti di cronaca che stanno accadendo in Friuli Venezia Giulia, per il momento da Trieste c'è abbastanza tranquillità dicono, almeno così sono le ultime fonti di cronaca anche da parte dei colleghi di altre testate giornalistiche che sono presenti sul territorio e non voglio aprire di nuovo una parentesi perché ieri è uscita veramente una grossa polemica anche attraverso i social, ma si sa che i social sono i nuovi bar sport dove tutto è possibile e niente è impossibile. Dicevo, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net, chiaramente intorno alle 16 ci sarà il flash dell'audio video giornale con i 3-4 minuti di cronaca sul territorio e poi nel corso della giornata, come detto, altre news, come sempre, a vostra completa disposizione. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero?
Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.